Salonificio Murru inizia la sua storia nel 1965 grazie all'importante intuizione e iniziativa di Antioco Murru, il fondatore dell'azienda. Partendo da un prodotto tipico sardo, che era la salsiccia sarda, che veniva fatto in famiglia, è riuscito anche a renderlo un prodotto industriale utilizzando una ricetta originale, dando appunto al prodotto tutti i connotati che hanno reso oggi la salsiccia sarda ben identificata come la salsiccia di Gulli, comunque la salsiccia Murru. L'azienda nel 2014 ha avuto dei problemi di carattere finanziario e si è resa necessaria in un certo qual modo l'avvicendarsi nella gestione dell'azienda stessa. Il fondatore ha gradito dare in gestione in quel frangente tanto delicato dare l'impresa in mano a dei dipendenti affinché appunto venisse gestita e portata avanti l'attività. Da lì è partito questo percorso che si è affrontato nel corso di questi 2, 3, 4 anni, tutto un percorso di reinserimento dei prodotti presso la grossa distribuzione qua in Sardegna. Un percorso che stiamo concludendo ora e pian piano ci stiamo anche portando ad pensare a 2 importanti progetti, uno che è quello inerente all'internazionalizzazione dell'azienda e l'altro è quello di andare a creare una filiera sarda utilizzando delle materie prime sarde, quindi delle carni sarde. Il percorso della internazionalizzazione da subito, a seguito del bando della Regione Sardegna, nello specifico dell'assessorato all'industria relativo all'Export Lab, da lì è partito anche la nostra partecipazione ad un bando Porfes 2014-2019, bandito sempre dall'assessorato regionale all'industria. Abbiamo voluto conseguire quelli che erano gli elementi essenziali appunto per l'internazionalizzazione, la realizzazione di un sito internet in plurilingue e allo stesso tempo abbiamo messo su il sistema della certificazione IFS e allo stesso tempo ovviamente ci siamo dotati anche di tutorial, di video, nonché di locandine necessarie per poter appunto approcciare il mercato estero.